e sviluppo dei partiti politici transnazionali, un tema che torna alla ribalta in vista delle elezioni del 25 maggio prossimo. Maria Teresa Laudando ha intervistato a questo proposito il professor Antonio Papisca dell'Università di Padova. A poco più di 20 giorni dalle elezioni europee, a margine di una conferenza internazionale sull'ipotesi di un sistema transnazionale dei partiti politici che si è tenuta all'Università di Padova, abbiamo provato a dare qualche risposta sull'Europa alle molte perplessità e euroscetticismi che animano i cittadini italiani, che spesso si sentono vessati da un'Europa matrigna ed esigente. Sono sicuramente matrigne certe politiche. Non è populismo in questo caso dire male delle politiche di austerità. La vocazione dell'Europa è per l'Europa sociale. Magari abbiamo messo in molti settori il carro davanti ai buoi. Abbiamo la moneta europea, ma non c'è un reale governo europeo della moneta. Abbiamo le elezioni dirette del Parlamento europeo, ma non c'è la legge elettorale uniforme europea. Abbiamo la cittadinanza dell'Unione, che è una cittadinanza derivata dalle cittadinanze nazionali, ma nei 28 Stati membri ci sono legislazioni diverse sulla cittadinanza. In un mondo sempre più globalizzato, l'Europa deve essere unita per contare di più. Ma quale deve essere la ricaduta sui soggetti politici nazionali? Abbiamo anche discusso quali leadership politiche possono avere più interesse per l'Europa. Qualcuno ha detto ma sono i sindaci delle città, perché il mondo e l'Europa per il bene e per il negativo gravano a livello locale dove si vive la vita di ogni giorno. E quindi anche qui è stata lanciata l'idea, l'Europa dei sindaci, l'Europa dei comuni, l'Europa delle città, tutte unite sui grandi valori universali che sono i diritti umani. A pochi giorni dall'inizio